precedenti, musicisti, scenografi, costumisti amministrativi dei grandi teatri lirici del nord Italia hanno sfilato per Venezia con i colleghi della Fenice per ribadire il loro no alla nomina di Beatrice Venezzi. È una manifestazione giusta, parlano le rappresentanze dei teatri lirici d'Italia arrivati in Laguna per appoggiare i colleghi del teatro La Fenice nella loro protesta. Accoltellamento nel Sestier Castello, una 45enne è stata colpita con un pendente alla coscia da un'altra donna, forse all'origine del diverbio, questioni legate alla droga. Un'indagine dei carabinieri ha portato all'emissione di 23 misure cautelari nei confronti di borseggiatrici che agivano a Venezia derubando turisti e passanti. Attivisti dell'Assemblea Sociale per la Casa hanno manifestato fuori dall'M9 di Mestre, dove si tiene la 2 giorni per gestori e proprietari di immobili per B&B e affitti brevi. Bottiglie, lavandini, copertoni, anche il di trattore, la nuova operazione dei gondolieri sub ha portato a raccogliere 10 quintali di rifiuti nei fondali a Venezia. Buonasera, ben ritrovati dalla redazione di Venezia. Questi dunque titoli, ma in primo piano il sondaggio di oggi: educazione sessuo-affettiva alle medie con ok dei genitori. Secondo voi è giusto? Se volete rispondere di sì, in verde 0422 1626 691. Se invece volete rispondere di no, che quindi è sbagliato, 0422 1626 690. L'esito di questo sondaggio, come di consueto nel corso della nostra trasmissione in prima serata Ring. Con una manifestazione senza precedenti, musicisti, scenografi, costumisti, amministrativi dei grandi teatri lirici del nord Italia hanno sfilato per Venezia con i colleghi della Fenice per ribadire il loro no alla nomina di Beatrice Venezzi. Campo San Fantino è gremito di persone, non si tratta solamente di abbonati alla Fenice, sono anche i musicisti di numerose fondazioni di teatri lirici d'Italia. C'è la Scala di Milano, c'è il Teatro Regio di Torino, il Teatro Comunale di Bologna, l'Arena di Verona, il Teatro Verdi di Trieste, insieme a numerose altre realtà del mondo musicale, per esempio il Benedetto Marcello, che è il Conservatorio di Venezia. È un ennesimo capitolo, forse quello più forte che abbiamo visto fino ad ora, della protesta che è stata messa in atto dai musicisti della Fenice sulla nomina di Beatrice Venezzi a direttrice musicale del Gran Teatro La Fenice. Una contestazione, e lo chiedo qui ai rappresentanti sindacali, che non ha niente a che vedere con la persona ma con quello che è il suo curriculum. Partiamo da lei, Atalmi. Ma io credo che con la Bianchi, che ha fatto una nomina senza passare per il gradimento dell'orchestra, per un percorso di avvicinamento, ha creato un pasticcio e quindi adesso dovrebbe risolverlo, secondo me ritirando la nomina, perché non è più nelle condizioni nemmeno di poter svolgere il suo ruolo. Noi siamo disposti, eravamo disposti, siamo disposti a trovare una soluzione con un percorso di avvicinamento che però deve prevedere poi a conclusione un momento di confronto e di giudizio nei confronti della signora, perché non può essere una nomina così importante calata dall'alto se poi alla fine effettivamente questa persona non dovesse funzionare. Invece la versione della nostra direzione è: la provate ma comunque ve la tenete. Alberto Cancian, oggi l'hanno ribadito diversi dei rappresentanti delle fondazioni di altri teatri lirici italiani, quello che sta succedendo alla Fenice potrebbe succedere anche altrove, potrebbe succedere anche a noi, però le vostre controparti dicono che la state buttando in politica, in realtà non state parlando di musica. Assolutamente no, qui si parla di musica, qui si parla del futuro della cultura in Italia. Quello che si sta creando a Venezia oggi è appunto un precedente pericoloso, quindi la paura c'è e per tutti i teatri, perché i metodi di nomina di un direttore d'orchestra, i nostri amici, i nostri colleghi, i nostri musicisti, grandiosi oltretutto, ce l'hanno detto com'è. Quindi non funziona così, insomma i teatri sono le eccellenze italiane, noi vogliamo che restino così per sempre. Grazie, avete capito, quello che si contesta qui è il fatto che la nomina di Beatrice Venezzi non sia una nomina per curriculum ma per la sua vicinanza al governo attualmente in carica. Ed ora sentiamo le voci delle rappresentanze dei teatri lirici d'Italia arrivati a Venezia per appoggiare i colleghi della Fenice. Perché è venuto qui oggi? Per mostrare solidarietà ai miei colleghi della Fenice, perché sia la maniera in cui sono stati messi al corrente della nomina, sia tutto quello che ne è venuto dopo,
di commenti francamente veramente infantili nonché offensivi. Ci obbliga eticamente a dare loro solidarietà, perché quello che succede qua può succedere in qualunque della fondazione. Ma chi dice che questa è solamente una questione politica o maschilista addirittura, cosa rispondere? Che non è vero, chiaramente, che qua è una questione semplicemente di capacità, non capacità, di capacità che pian piano si acquisiscono anche, forse c'è anche un po' di predisposizione, diciamo così, e il problema è che appunto secondo me come un discorso di una squadra di calcio deve essere un qualcosa di concertato, deve essere, perché poi alla fine i veri collaboratori più stretti sono gli orchestrali. A chi dice che state conducendo una battaglia politica, cosa rispondete? Rispondo che fuori dai binari ma fuori dal coro, potrei dire, perché non è una battaglia assolutamente politica, ma è una battaglia che entra nel merito della questione, ossia il fatto che è una nomina ovviamente calata dall'alto, come avete sentito dire più volte, senza tener conto di quelli che sono le fondamenta di un teatro, ossia i lavoratori e le lavoratrici di un teatro che sono parte viva e integrante del teatro. Quindi è un entrare a gamba tesa a casa d'altri, e quindi questa cosa per noi non è assolutamente condivisibile. Ed ora la cronaca: accoltellamento nel Sestre Castello, una 45enne è stata colpita con un fendente alla coscia da un'altra donna, forse all'origine del diverbio, questioni legate alla droga. Abbiamo sentito urlare, mi hanno accoltellato e siamo uscite, c'era la mia collega che si è avvicinata ma non si vedeva niente perché era tutto buio, e 2 persone si sono dileguate, dopo la gente ha cominciato ad arrivare e vedere cosa era successo, l'abbiamo soccorsa. È stato un urlo a squarciare la tranquillità del Sestriere Castello in un sabato sera come tanti altri, tra chi frequentava i bar di via Garibaldi e chi faceva la spesa al vicino supermercato Bailo. L'urlo era quello di una 45enne aggredita con un coltello da un'altra donna, urla di dolore e richieste di aiuto che sono arrivate fin dentro ai locali vicini. Sono stati proprio i dipendenti delle varie attività a precipitarsi per primi oltre i cancelli che dividono la via dal parco. Un colpo netto, quello che la donna ha inferto alla sua conoscente. Alla gamba, alla coscia, sanguinava, l'abbiamo soccorsa, abbiamo messo del ghiaccio e niente, abbiamo dato dell'acqua perché era molto molto agitata, gridava che appunto stava male. Sì, naturalmente aspettavamo che arrivasse l'ambulanza. Chi ha portato una sedia alla signora in completo stato confusionale di shock e chi ha rimediato del ghiaccio per portarlo alla ferita e cercare così di limitare lo spargimento di sangue ormai copioso nel piccolo tratto d'erba davanti alla statua di Garibaldi. L'arma insanguinata trovata poco distante. Un fatto che ha suscitato particolare preoccupazione nella zona, da sempre luogo lontano dal turismo di massa e a misura di cittadino. Non è mai successo niente insomma di queste cose qua, infatti sono rimasta un po', sì insomma, è una cosa molto strana, ho detto che succeda una cosa del genere, un accoltellamento così. E poi forse approfittando anche del buio. Secondo alcuni commercianti della zona, la lite sfociata in aggressione sarebbe stata una sorta di regolamento di conti legato alla droga. La donna che ha aggredito la 45enne infatti sarebbe nota nel Sestriere per fare uso di sostanze stupefacenti. Per primi sul posto i finanzieri delle Fiamme Gialle, a cui sono aspettati i primi rilievi. Sarà ora la procura a decidere se far concludere l'attività di indagine alla Guardia di Finanza stessa o destinarla alle altre forze dell'ordine. La 45enne è stata portata in ambulanza all'ospedale civile di Venezia e non è in pericolo di vita. Un'indagine dei carabinieri ha portato all'emissione di 23 misure cautelari nei confronti di borseggiatrici che agivano a Venezia derubando turisti e passanti. Furto aggravato, violenza, minacce, lesioni personali, utilizzo di carte di credito rubate, ricettazione, riciclaggio, violazione del foglio di via. Sono le accuse nei confronti di 23 borseggiatrici che agivano a Venezia. L'indagine dei carabinieri riguarda il periodo tra giugno 2023 e dicembre 2024, in cui sono stati accertati 32 episodi di borseggi per un totale di circa 50.000 euro di refurtiva. Raccolti tutti gli elementi, la Procura di Venezia ha emesso un ordine di carcerazione per 8 indagate, tra cui una 23enne incinta, e vari divieti di dimora. 8 validi per il Veneto, 6 per la provincia di Venezia, 1 per Genova. Si tratta per la maggior parte, 20 su 23, di donne di nazionalità croata e bosniaca. Gli altri 3 sono i mariti di alcune di loro.
Le borseggiatrici si sarebbero avvalse anche della complicità di 3 ragazze di età inferiore ai 14 anni. In base a quanto accertato, agivano nel centro della città ignorando anche i provvedimenti di divieto di dimora a loro carico. 150 le violazioni accertate dall'Arma. Determinate a compiere i borseggi, molte reagivano anche con violenza fisica contro le persone che segnalavano la loro presenza o che le bloccavano, provocando anche lesioni. In uno di questi casi una donna è finita anche all'ospedale per traumi e contusioni. La violenza, fa sapere la procura, era impartita dalle boss anche alle più giovani, costrette a subire botte quando non raggiungevano il bottino prefissato. I 3 uomini invece sono stati indagati in quanto accertata la loro complicità. Alloggiavano in alberghi della zona, accudendo i figli, accompagnando le mogli alla stazione ferroviaria e andando a riprenderle. C'è stata anche una certa difficoltà a rintracciare le indagate, tutte di fatto senza fissa dimora, alcune delle quali nel frattempo si erano allontanate da Venezia. 3 degli arresti infatti sono stati eseguiti all'estero. La borseggiatrice più anziana ha 34 anni, la maggior parte invece ne ha meno di 27. Attivisti dell'Assemblea Sociale per la Casa hanno manifestato fuori dall'M9 di Mestre. 2 mondi distanti si confrontano a distanza all'M9. Dentro sono a convegno per 2 giorni gestori e proprietari di immobili dell'extraalberghiero e degli affitti turistici. Fuori chi ricorda che a Mestre e Venezia ci sono più di 2000 case pubbliche abbandonate e nel mercato privato gli affitti sono insostenibili. I property manager durante questi 2 giorni insegnano come massimizzare i profitti, come fare più soldi e come avere più Airbnb, e lo fanno in una città che è segnata e martoriata dagli effetti del turismo di massa, in cui trovare una casa è impossibile, e lo è per 2 ragioni: perché il mercato privato è inarrivabile, perché gli Airbnb tolgono letteralmente casa alle persone, ce ne sono tantissimi, la città se perde 2 residenti al giorno però guadagna ogni giorno 3 posti letto per i turisti. I manifestanti chiedono l'assegnazione delle migliaia di case pubbliche vuote, la regolamentazione delle affittanze turistiche, servizi pubblici e accessibili, politiche di welfare per supportare le famiglie. Forze dell'ordine vorrei parlare. Fanno l'affitto anche le forze dell'ordine, Venezia in questo momento anche loro Venezia. È forse uno dei momenti più significativi della protesta davanti all'M9, quando i manifestanti si rivolgono direttamente agli agenti schierati di fronte, ricordando come trovare casa sia diventato difficile anche per loro, come per tutti i dipendenti pubblici che lavorano a Venezia, tanto che l'Ater ha dovuto stipulare convenzioni specifiche per aiutare i lavoratori del carcere, della prefettura, dell'azienda sanitaria. Le famiglie fanno sempre più fatica a potersi permettere di vivere, perché il mercato privato è inarrivabile, perché gli Airbnb si mangiano tutto, perché ci sono 3000 case vuote abbandonate fra la città storica e la terraferma, e eventi come questo sono uno schiaffo in faccia che vengono contestati ovunque e devono continuare a essere contestati per quello che rappresentano. Questa città non è un albergo, questa città è viva, questa città resiste e continueremo a farlo. Confcommercio Veneto e Confturismo Veneto hanno incontrato i candidati alla presidenza della regione e le richieste dal turismo al terziario di mercato. Da un pacchetto integrato per giovani e donne a maggiori risorse per il turismo, un sistema coordinato per infrastrutture e logistica e una governance partecipata. Sono alcuni dei punti chiave del patto per lo sviluppo che le organizzazioni imprenditoriali hanno presentato ai 2 candidati alla presidenza della Regione Veneto, Alberto Stefani e Giovanni Manildo. Il patto per lo sviluppo è un qualche cosa che serve al Veneto, non solo al commercio, al turismo e ai servizi che noi rappresentiamo. È un qualche cosa di importante che i 2 contendenti hanno in buona maniera sviluppato e di questo ne siamo grati. Una serie di proposte, quelle arrivate da Confcommercio Veneto, accolte favorevolmente dai 2 candidati. È assolutamente fondamentale mantenere un confronto, un dialogo costante con le associazioni di categoria. Abbiamo proposto tra i primi interventi che realizzeremo proprio un tavolo con le associazioni di categoria contro la burocrazia, quindi ideare insieme un piano, costa 0 euro creare un piano anti-burocrazia e poterlo fare ovviamente con chi tutti i giorni vive quel determinato settore merceologico. La politica deve avere l'umiltà di ascoltare queste realtà imprenditoriali e saper gestire un fenomeno, quello della burocrazia, che merita semplificazione e soprattutto intervento da parte della politica. Richiedono una condivisione, una partecipazione, un salto di qualità sulla costanza nel dialogo per pensare a un Veneto che crea prospettiva e futuro, e penso che questo sia il segnale più importante di una discontinuità rispetto a un modo di governo che noi vogliamo invece inaugurare, un maggior dialogo, un maggior ascolto insieme alle categorie per fare delle politiche più concrete per creare futuro in Veneto. Tra le
richieste un assessorato specifico per il turismo. Non è una novità, insomma, qualche anno fa esisteva, ovviamente si tratta semplicemente di rivitalizzarlo, che si occupi soprattutto di questo asset strategico del nostro territorio, oltre 70 milioni di presenze turistiche, ma soprattutto tantissime realtà imprenditoriali che lavorano in questo settore e che devono essere accompagnati nel percorso di innovazione. Mi è molto piaciuto il richiamo a un ecosistema da conoscere, quindi dobbiamo lavorare per una programmazione molto più forte sul turismo, capire come contrastare il fenomeno dell'overtourism, come far sì che il turismo esperienziale, il turismo lento, il turismo legato all'enogastronomia possa diventare sempre di più una fonte di ricchezza. Contro i tagli del governo all'istruzione, contro i finanziamenti in armi, venerdì è stato proclamato lo sciopero. Porre l'attenzione sulla sproporzione degli investimenti del governo Meloni tra la difesa e l'istruzione, denunciare un governo che investe in armamenti mentre il caro scuola continua ad aumentare, 964 miliardi di euro il piano di investimento in armamenti per arrivare al 5% del PIL in spese militari entro i prossimi 10 anni. È con queste premesse che la rete degli studenti medi del Veneto e l'Unione degli Universitari di Padova, Verona e Venezia ha deciso così di lanciare lo sciopero previsto per venerdì 14 in occasione della giornata dello studente. Nuova immersione dopo la pausa estiva dei gondolieri sub che domenica mattina hanno ripulito i fondali del Rio di Santa Marta e Santa Maria Maggiore. Al termine dell'immersione sono stati recuperati circa 10 quintali di rifiuti, nello specifico 1 migliaio di bottiglie in vetro, 2 batterie per imbarcazione, diversi tubi innocenti, un lavandino, un blocco di ferro di circa 2 metri per 1 appartenente alle antiche porte d'un tempo, 40 copertoni di cui uno da trattore. E questa era davvero l'ultima notizia. Io ora vi lascio alla sigla, poi le previsioni del tempo e subito dopo il telegiornale di Treviso. Grazie per averci seguito, buona serata.